Saluto con cordialità e amicizia tutte voi e tutti voi, ringrazio della fiducia perché è sempre un'impresa mettersi a comunicare su questioni così profonde, così coinvolgenti. Contento di incontrarvi e di incontrare e ascoltare Maria Bonafede dopo la giornata storica di ieri che proprio riguarda anche le questioni che stiamo approfondendo qui. Per com'è la mia esperienza, la mia riflessione, quello che riesco a cogliere, fra, come sapete, tanti coinvolgimenti, rispondendo a questa prima domanda, io ho come prefigurato dentro di me, appuntandola questa riflessione, queste considerazioni. Anch'io ritengo, per come ho capito parzialmente, perché bisognerebbe essere teologi continuamente per approfondire ulteriormente, ho percepito la secolarizzazione come un processo storico positivo, per un aspetto, poi anch'io come lei dirò di uno negativo, positivo come liberazione da preventive ipoteche religiose, che diventano e sono diventate nella storia, fino a questo legame così poi di potere fra la religione e lo Stato, di cui lei diceva, quando poi c'è stata questa liberazione. Queste preventive ipoteche religiose che diventano dogmatismo, chiusura, ad esempio la ricerca scientifica nel senso più ampio e comprensivo della parola, una visione del mondo e dell'essere umano già definita e definitiva. Ad esempio, e questo è stato presente a lungo nel mondo cattolico con qualche residuo che permane, con riferimento alla natura, come fosse un assoluto, come se la natura avesse preso il posto di Dio, senza riferirsi a questo intreccio continuo fra natura e cultura, quindi le due dimensioni in movimento nella storia delle persone, delle comunità, dei popoli. Ad esempio, anche nella recente enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune, Francesco, vescovo di Roma e Papa, ripropone la riflessione su come la fede, anche proprio a partire dai testi biblici sulla creazione, opera una parola forse impropria, insomma un po' non si usa, sdivinizzare, sdivinizza la natura, proprio per poterne leggere così i segni di Dio nella sua bellezza e nella sua fragilità, i segni di Dio creatore, e per poter affermare la relazione, l'armonia da costruire, rinunciando dall'altra parte a una divinizzazione dell'uomo, a una sua padronanza e dominio sugli altri esseri viventi, come è avvenuto. A mio avviso la secolarizzazione favorisce la laicità e la laicità favorisce la secolarizzazione. Ritengo che la laicità sia quella dimensione fondamentale da cui tutti e tutte partire. Io ho detto tante volte, forse col sorriso dell'animo, senza autodefinirmi adesso, spero senza nessun accenno narcisista, no? Che io mi sento laico, umile credente, sempre in ricerca e anche prete, dove l'anche non è diminutivo dell'essere, ma è ricondurre questo essere ad un servizio umile e disinteressato nella comunità cristiana dove sono e per quanto e per come è possibile anche come contributo positivo dentro la società. Laico è il credente che non assolutizza la sua posizione, che è in cammino, in ricerca, attento a chi non vive in modo dichiarato ed esplicito la dimensione religiosa, curiosità non superficiale, antropologica, di comprenderne le motivazioni e le scelte nei confronti di chi vive altre esperienze di fede, desideroso di conoscere, di capire, di dialogare. E laico ugualmente il non credente, che non assolutizza la sua posizione, che rispetta chi vive la dimensione, l'esperienza della fede, che non la irride, che anzi è animato dal desiderio di conoscere, di capire e di dialogare,
Per me la laicità, nel senso vero della parola, è un presupposto fondamentale al dialogo, a ogni dialogo, sia religioso sia culturale. La secolarizzazione, come processo dagli esiti negativi, per come percepisco, è quando si pretende di eliminare i riferimenti alla dimensione spirituale, alle diverse fedi religiose, di procedere nella storia e nel mondo non solo come se Dio non ci fosse, ma anche eliminando ogni aspirazione, ogni slancio, ogni anelito, come irrisori, come insignificanti, come se l'uomo bastasse sempre e comunque se stesso, come se le grandi e permanenti questioni del vivere, dell'amare, del dedicarsi, del soffrire, del morire, qualora emergessero, si dovrebbero tacitare in modo sbrigativo, come un ingombro, eliminare di fatti, e anche il discorso, lo abbiamo detto tante volte anche in altri ambiti, del limite, della sofferenza, della morte, non vengono assunti, ma piuttosto nascosti, piuttosto eliminati se è possibile, ma pur sono presenti nella vita delle persone come dimensioni fondamentali. Ecco, io mi permetto un esempio che può far sorridere, ma per me è stato di grande significato e che può per me illuminare questo e quell'altro aspetto. Un esempio della secolarizzazione e anche di una dimensione di una fede del popolo su cui riflettere. Di recente mi sono recato, come forse più di qualcuno sa, proprio per rispondere a un'esigenza dell'animo. Per pochi giorni mi sono recato a San Salvador per partecipare alla beatificazione del vescovo martire Romero. Dopo 35 anni del suo martirio, 24 marzo dell'80, un tempo incredibile, motivato da dubbi altrettanto incredibili su di lui, che certo, ad esempio, ecco, mi lasciate passare questo, che è troppo spontaneo perché io non lo dica, di certo dubbi non ci sono stati, ad esempio, scandalosamente per altri come il fondatore dell'Opus Dei nella Chiesa Cattolica. Romero ha dovuto aspettare 35 anni, insomma, no? Ecco. Un'esperienza significativa è stata, perché Romero continua a essere segno di speranza per il popolo, per cui era già santo, in vita, in morte, nel martirio e dopo, ma anche di contraddizione per l'istituzione religiosa. Anche la celebrazione di queste grandi celebrazioni è stata piuttosto centralizzata poi nel suo svolgersi. Il popolo c'era fino a 400.000 persone, però non c'era nella celebrazione, no? Non un canto popolare, non una donna che avesse detto una preghiera, ecco, per fare degli esempi, no? Nel momento della proclamazione, proprio mentre hanno dichiarato Romero santo, beato, c'è stato un segno. Attorno al sole si è formata in modo ben visibile, ammirevole, nel senso che si ammirava, in senso letterale proprio, una corona ampia, circolare, un sole incoronato. La sera seguente io ho avuto modo di incontrare con commozione Sofia, 80 anni, che fa parte delle donne che formano il movimento della Comadres, come le madri di Piazza de Maggio in Argentina. Durante questo terribile conflitto interno del Salvador le hanno ucciso 4 figli e il marito. Le ho chiesto commosso da dove le è venuta la forza di lottare, di continuare a lottare, e lei in modo diretto mi ha detto: dalla fede in Dio e in Monsignor Romero, che ha sempre detto la verità senza paura di fronte a tutti, che è stato ma ancora è la nostra voce, e Dio ci dà la vita, Lui mi ha lasciato in vita perché io possa raccontare, possa testimoniare la verità. Ieri, dice, il segno del cielo, quella corona, ci ha detto chiaramente che Dio ha incoronato Monsignor Romero. Non c'è alcun dubbio per me, né per la gente del nostro popolo. Noi eravamo tutti contenti su questa terra per Romero. Come poteva non essere contento il cielo e Dio? E non dimostrarcelo visibilmente? Quindi ho riflettuto e mi sono detto, ci sono 2 verità. Ci
c'è la verità scientifica. Certo, uno può dimostrare immediatamente perché come si è formata meteorologicamente quella corona attorno al Sole. Però c'è anche un'altra verità, quella esistenziale, simbolico-religiosa, che è parte della vita di Sofia, del popolo, una parte costitutiva, che non è una fuga della storia, per me questa è una discriminante, ma è costitutiva della loro vita, della loro fede, e alimenta questa fede come impegno dentro la storia. E si intreccia come forza a continuare a vivere, a lottare, a testimoniare. Un piccolo esempio, come dice, ma allora la secolarizzazione cosa comporta? Spazzar via anche quello che ha detto Sofia, certamente. Però c'è una verità che non è meno verità di quella scientifica, perché quello che riguarda l'amore, la fede, la speranza, la disponibilità, non sono verità scientifiche, ma sono ugualmente verità. La secolarizzazione, quando opera, cosa fa? Spazza tutto via oppure lascia spazio a questa riflessione, che poi uno può avere posizioni anche differenziate, però resta una domanda molto profonda, no? Ecco. Poi, altro passaggio, ecco, la crisi in atto, noi sappiamo che non è solo economica, con il dramma della scarsità o della mancanza assoluta del lavoro, soprattutto per i giovani, ma è anche di riferimenti, soprattutto di un progetto comune di umanità in cui giustizia, pace, accoglienza, diritti umani uguali per tutti, un'autentica solidarietà, premura e custodia per la madre terra e per tutti i viventi non siano dimenticate o solo teoricamente pronunciate, bensì diventino dedizione, impegno e pratica quotidiana a livello personale, comunitario, etico, istituzionale e politico. C'è un'incertezza oggi diffusa, c'è uno spazio che pare vuoto dentro i percorsi della vita. Emerge, ecco, ci riferiamo anche per la nostra esperienza nel centro Balducci, ma anche per quello che avviene in Friuli, in Italia, in Europa, alla questione dei profughi. Emerge una emotività irrazionale che diventa supporto a una politica che pare dichiari la guerra, sia una questione di guerra nei confronti di queste persone che arrivano. E quindi in questo vuoto nascono disinteresse, anche disprezzo, nascono i populismi, ci sono aspetti di disumanità evidente, anche se c'è poi un'altra parte dell'umanità che dimostra vicinanza, sostegno, dedizione. No? E in questi spazi a livello planetario trovano anche nei conflitti fra mondi, trovano spazio e affermazione fondamentalismi e violenze, cui l'ISIS, ma non solo, è un esempio. No? Allora, riferirsi all'essere cristiani oggi, cosa può significare in questa crogiolo di situazione? Può essere un'appartenenza vaga, ci possono essere tratti di integralismo e di fondamentalismo, ci può essere anche una strumentalità, dopo nel secondo passaggio lo diremo, perché qualcuno si riferisce all'identità cristiana, alla cultura cattolica, usando termini detti e ridetti, proprio per esprimere atteggiamenti anti-evangelici, anche nei confronti dell'altro che arriva, ad esempio. Si usa anche questa identità cristiana come contrapposizione. C'è una ricerca di senso, certamente, ma ci sono spiritualismi di vario tipo, quelli della fuga dal mondo o di una ricerca solo per una consolazione personale, non che poi diventa uno spendersi rinnovato dentro la storia, di disinteresse per la storia. E c'è la ricerca, e io credo noi siamo su questa direzione, di una spiritualità profonda, quella che attraversa la nostra vita e la storia, le dà senso e la sorregge anche la nostra dedizione, quel nostro impegno. Io così ho letto almeno questo primo passaggio. Ecco. In questo contesto l'abbiamo visto, e l'hanno detto anche i nostri due relatori, sono maturate nuove identità spirituali e anche religiose. Identità spirituali e religiose che,
rispondono fondamentalmente a un bisogno di identità, laddove sembrerebbe che il mondo tardomoderno sia in realtà una sorta, in senso proprio, per riprendere i termini di McLuhan, ma per modificarlo anche, di villaggio globale, nel senso che effettivamente il mondo globale si è suddiviso in 1000 villaggi e 1000 atolli che riproducono costumi, consuetudini, usanze, tradizioni, che vengono riasseverate, no? C'è un bisogno di tornare all'antico continuamente, no? dalle bambole dell'Ottocento alla cucina, che, no? Pensiamo all'Expo, no? a tutta una serie di cose che non sono cattive, ma dentro questo potpourri, no? Dentro questo melting pot entra anche la religione, no? Come una sorta di altro elemento identitario, di strana provenienza che ci cade addosso, appunto, nei termini di una sorta di vaghezza. Ora, è un contesto pericoloso perché è un contesto, diciamo, che ha perso, forse anche per i cristiani, e Don Luigi e Maria Bonafede l'hanno messo in luce molto bene, un elemento importante, cioè la gente alla storia non ci crede più, questo è il punto. La storia, e così pure la storia della salvezza, non è più un orizzonte di senso. Ovvero, se noi vogliamo mettere in un altro modo, nessuno, o quasi nessuno, è disposto ad asseverare in termini del tutto convinti che mettere le cose una dietro l'altra sia farlo in vista di un fine. Questo, Per cui abbiamo un mondo che è sempre più strumentale, che utilizza sempre più, che si comporta in modo sempre più strumentale, proprio perché ha perso l'orizzonte della finalità. Allora abbiamo come dire, una ragione sempre più strumentale, un mondo che si difende, soggetti che si difendono da questo mondo che utilizzano una ragione sempre più strumentale perché non vede futuro, come dire, rannicchiandosi in comunità, e questo rannicchiarsi in comunità non è cristiano, anche se viene detto, procurato dai cristiani, perché come ricordava Maria Bonafede, il cristianesimo è lo scandalo della croce, è come dire, la sfida, è il paradosso della testimonianza di Cristo. Questo è un punto di fronte a cui è un elemento che d'altra parte, come dire, unisce, credo, no? Quello che hanno detto i nostri interlocutori, ma come dire, tornando al passato e ricordando un amico scomparso, Sergio Quinzio ci aveva ricordato in maniera potente, no? Questo Sergio tornava continuamente su questo elemento, no? Così. Allora, del paradosso cristiano. Dentro tutto questo è chiaro che da questo punto di vista è proprio questa perdita di futuro, è la perdita come dire, dell'orizzonte che era stato imposto dal cristianesimo, cioè il messianismo. Abbiamo a che fare con fedi prive dell'orizzonte messianico. Queste si riducono a comunità, le comunità si difendono, si avvolgono in se stesse, si autoproteggono e tutto questo produce, come dire, fondamentalismi, nel senso di gente che propone la propria identità come la verità e la verità come la propria identità. Dico che è la roba che, come dire, io sono io, cioè, grazie, un vero piacere saperlo, cioè, dico no, cioè, non lo sapevo, ecco, grazie. Però è evidente che tutto questo, come diceva Maria Bonafede, come per altro verso diceva anche Don Di Piazza, produce identità così rigide e così fragili per altro verso, che hanno paura continuamente di essere toccate e che non sono in grado di instaurare un dialogo. Allora, l'elemento minimo per ritrovare l'altro, laddove la verità dialogica non riesce a instaurarsi, e laddove invece, come dire, viene la sorta di protervia del sé, è il conflitto, cioè è il fondamentalismo. Cioè il mondo globale che se si realizza in 1000 comunità diverse e assolutamente divise l'une dall'altra, che sembrano, come dire, che fanno fondamentalmente riferimento al passato invece che al futuro, produce. I fondamentalismi sono fondamentalmente questo: hai tradito la norma dei padri e tu non hai poiché hai fatto questo sei un corrotto, qualcuno che ha deviato, così. E qui c'è una resistenza di identità che potrebbe sbandare. Ecco, allora,
mentre il problema, la questione del dialogo torna da questo punto di vista effettivamente centrale, no? Restituirsi il dialogo in un territorio in cui l'orizzonte del futuro è estremamente eroso, non è semplice, perché il dialogo è tanto più fondamentale, ma al tempo stesso in un mondo in cui la prospettiva sembra breve e in cui potrebbe arrivare anche come dire, gli effetti negativi potrebbero arrivare molto vicini, la paura della catastrofe vicina, non è semplice, cioè allora quanto il cristianesimo può aiutare, e da questo punto di vista il cristianesimo e le varie confessioni cristiane nella loro articolazione, anche come stili diversi di esprimere il cristianesimo positivamente, no? Possono ribadire questo aspetto progettuale che è insito nel cristianesimo, che è insito in qualsiasi forma delle confessioni cristiane, e da questo punto di vista essere un dono non solo per la fede ma anche per la cultura. Io questo secondo passaggio, ecco, preparando, tornavo su una riflessione che riguarda fede, religione, identità e cultura, perché dentro al dialogo, parte strutturale del dialogo, mi pare siano queste dimensioni. Allora, noi comunemente usiamo indistintamente il termine, così nel linguaggio comune, di fede e di religione. Sì, adesso forse io in modo sbrigativo, troppo schematico, forse non del tutto accettabile, nella riflessione porto come una distinzione rispetto a questo, che non è solo linguistica, ecco, perché essendo a me appartenga, e poi credo che anche storicamente, poi mi correggeranno, ecco, di qualche sbavatura o sforatura. Ecco, io penso che possa esserci una distinzione che aiuta a riflettere fra fede e religione. Mi spiego. Intendendo per fede quella dimensione, quell'esperienza così coinvolgente che si riferisce a Gesù di Nazaret, appunto crocifisso, scandalo. Però questo Gesù di Nazaret, come appunto Bonhoeffer ci invita ad andare come a incontrarlo crocifisso nella sua debolezza, dove rivela la sua onnipotenza, che non è più l'onnipotenza del Dio che pare più potente delle potenze di questo mondo, ma è l'onnipotenza dell'amore che si dona, ed è un'altra prospettiva completamente diversa. No? Allora la fede come dimensione, esperienza coinvolgente tutto l'essere, con tutto il cuore, dice il Vangelo, dicendo dell'amore a Dio e agli altri, con tutta l'anima, con la mente, con tutte le forze, con tutto noi stessi. Quindi con la totalità del nostro essere, la fede riguarda la totalità del nostro essere, un coinvolgimento profondo che comprende una visione della vita, della morte, dell'oltre la vita, oltre la morte, una visione del mondo, comprende le scelte personali, dentro alla storia, per contribuire, detto in termini evangelici, alla costruzione del regno di Dio, cominciando qui e ora, certo guardando questo progetto messianico. Per religione, invece, si potrebbero intendere le modalità storiche di esprimere la fede, nelle istituzioni, nei dogmi, nei riti, perché questi sono sempre costruiti da noi esseri umani, quindi sono modificabili. Io tante volte ho detto della legge del celibato, per fare un esempio fra i più evidenti, no? Che è stato stabilito per una legge dell'uomo, che non c'entra col Vangelo di Gesù. Quindi una legge umana che, come è stata posta, potrebbe essere tolta domani, senza toccare minimamente la dimensione della fede, per fare un esempio così eclatante, no? Ecco. E altre, no? Che si organizzi una diocesi in un certo modo o in un altro è una scelta storica, può essere anche diversamente. E anche una ritualità può modificarsi, perché queste sono situazioni che attingendo pure alla fede, ma sono dentro la contingenza della storia. La fede di per sé è sempre profetica, per cui può nascere una dialettica con la religione. Io dicendo una battuta adesso, sorridendo, col sorriso del cuore, sono per una fede il più profonda possibile naturalmente, e per una religione leggera. Fede profonda e religione poca, leggera, perché tante volte anche in questa società nostra attuale
più o meno secolarizzata, come si diceva, ci può essere molta religione. Di religione ce n'è sempre, anche troppa. Basta che si inauguri qualsiasi cosa, c'è una benedizione di qualcuno. In tutti i campi, civile, militare, religioso, no? Non so come sia entrata la secolarizzazione, il pare non sia passata, ma nello stesso tempo cosa c'entri la fede nel senso profondo della parola. La religione può dividere, non credo la fede. Per cui, come ha detto ieri il Papa Francesco, ed era presente anche Maria, mi diceva prima, partendo dalla stessa fede, incredibilmente si possono compiere in nome della religione atti non solo non cristiani, ha detto Francesco, ma non umani, disumani, per cui perdono. Però parlava la religione cattolica, non la fede in Gesù di Nazareth, se no in nome della fede non si può compiere quello che si è compiuto nei confronti dei Valdesi, ma anche nei confronti di tante altre realtà della storia. Lì non parla la fede, parla la religione istituzionale, dogmatica, presuntuosa, arrogante, di potere, questa è la verità. È il potere che si ammanta di religione, che parla e che decide. Diciamo chiaro. Disumani, ha detto, quindi scomuniche, violenze, morti, persecuzioni, estromissioni, umiliazione, l'umiliazione dell'altro perché è diverso nel suo percorso. È l'identità di cui si parla tanto anche qui, è l'identità del friulana, è l'identità altra, è l'identità. Ecco, io penso che la fede certo contamina l'identità personale e comunitaria, come a dire collabora in modo significativo alla sua costruzione che è sempre in divenire, ma non ci può essere una identificazione fra identità e fede, meno ancora fra identità e religione, perché come abbiamo visto e vediamo, questo può favorire quell'identità chiusa e arroccata che di per sé chiede difesa e aggressività. Ci sono fondamentalismi nel mondo islamico, ma ancora nel mondo cattolico ci sono fondamentalismi. Cioè, come leggere anche, con tutto rispetto a tutte le opinioni, ma anche le manifestazioni dell'altro ieri, cioè personalmente, no? Per quello che ci conosciamo, io penso che proprio riferendosi a Gesù di Nazareth, incontrare le persone, potrei fare degli esempi, più di qualcuno, di quelli proprio che ti fanno vibrare l'animo quando li incontri, perché non saresti neanche tu preparato. Ma incontrare la vita in mare aperto, senza difendersi, significa incontrare la vita in modo veritiero. Ma questo può anche scombussolare un assetto che tu ti eri dato. Però non incontrare quella storia personale significa non incontrarla e quindi non accettarla, quindi estraniarla. Ma quello è un essere umano, con la sua storia, difficile, tribolata, che ti provoca. Allora se ci si difende non si incontra la vita e l'umanità in tutte le sue dimensioni, no? E poi, come dicevamo, ecco, pensiamo, l'ho già detto prima, quanta strumentalità con queste radici cristiane, cattoliche, cultura cattolica, per opporsi all'altro. Lo dico perché Maria credo non lo sappia, ma noi lo sappiamo e l'ho detto tante volte nei dibattiti pubblici, lo ricordo anche a voi forse. Nell'aula del Consiglio regionale, altro che secolarizzazione, nell'aula del Consiglio regionale a Trieste c'è un crocifisso. Sapete chi l'ha portato? Ha preteso di portarlo e di mettere il crocifisso su cui prima diceva quelle espressioni così di fede Maria. L'ha portati quei partiti che dicevano in quel periodo frasi indegne e andavano a legiferare contro l'altro. E hanno portato il crocifisso pretendendo in nome dell'identità cristiana e cattolica di porre un crocifisso in un luogo laico. Io ho detto in modo paradossale una volta, dicendo poi che ero contrario, che mi dispiaceva che i vescovi della nostra regione insieme non avessero detto con un piccolo comunicato in quel momento: signori, no, il crocifisso non si tocca, il crocifisso. Il crocifisso non si può toccare in modo così strumentale. Nessuno ha detto niente, hanno portato e appeso il crocifisso.
Io ho detto poi con una battuta, dopo aver denunciato questo, a meno che chi entri lo guardi ogni giorno e si ispiri. Ma questo non c'entra più, perché uno l'ha portato come un simulacro per se stesso, non per quello che il crocifisso significa. Allora ricommettetene anche due, così è più facile, se quelli che entrano da una parte lo guardano e fanno un minuto di meditazione, prima di confrontarsi a livello legislativo. Qual è allora l'identità cristiana? Ma l'identità cristiana è paradossale, perché l'identità cristiana è quella di donarsi totalmente. Io sento che l'identità cristiana è sciogliere l'identità per riconoscere la vera identità. Quindi non può confondersi l'identità cristiana con l'identità culturale e con l'identità culturale o con l'identità così per sia a livello personale, dico questo, sia a livello di una comunità. E la cultura noi sappiamo nel senso gramsciano, proprio antropologico, che questo stare nel mondo con coscienza, aperti a tutto e a tutti per comprendere la vita, il posto che vi teniamo, per essere disponibili. Questa è la cultura. Poi ci sono le culture, e le culture, anche la nostra, di questa terra in cui viviamo, sono sempre in divenire, anche se riconoscibili per qualche loro elemento caratterizzante, ma nessuna cultura è mai compiuta. Ecco. Allora anche qui, secondo me, la fede contamina significativamente le culture, ma guai se la fede si identifica con la cultura, perché questo sarebbe a danno sia della fede sia della cultura. Ci sarebbe un sostegno che diventa una prigionia reciproca. Ecco, io sento così questi aspetti che sono fondamentali anche nel momento storico attuale, ecco, rispetto a fede, religione, identità e cultura.